Buongiorno amici di Post-it dal Polesine e benvenuti alla puntata di oggi. Oggi una puntata speciale. In studio, in diretta qui dalla redazione di Rovigo Oggi abbiamo Mattia Signorini. Mattia, benvenuto. Buongiorno a tutti. Mattia Signorini è sulla scena della letteratura italiana da almeno 15 anni, era giovanissimo quando debuttò come scrittore del suo primo romanzo, molto apprezzato tra l'altro, Lontano da ogni cosa, era il 2007. Poi l'impegno della scrittura è proseguito su diversi fronti. La Sinfonia del tempo breve, che è il titolo del romanzo del 2009, che gli è valso il primo premio Tropea, un importante premio letterario nazionale. Ora il titolo del romanzo del 2013, romanzo finalista al premio Stresa. Poi c'è stato I Fragili Attese nel 2015 e Stelle Minori nel 2019 che ha vinto il premio Segafredo. Signorini è anche ideatore di Rovigo Racconta, il festival che ha debuttato qui a Rovigo nel 2014 e dopo un crescendo vertiginoso di edizione in edizione, confermandosi anche come tra uno dei primi 10 festival italiani, salterà l'edizione 2021. Mattia, è la decisione più sofferta della tua vita? Non è la decisione più sofferta della mia vita, perché non credo nelle decisioni sofferte, credo che quando ci troviamo di fronte ad un muro, come è capitato quest'anno con Rovigo Racconta e a tanti altri eventi di una certa grandezza, dobbiamo capire dove vogliamo andare e cosa è meglio fare. Non sono un fan del fare a tutti i costi. Ok, hai dovuto prendere altre decisioni però difficili, complicate in questi ultimi tempi. La decisione più difficile è stata proprio quella di fare o non fare Rovigo Racconta. Rovigo Racconta, al di là che è un festival che poi ha a che fare con me, con Sara Bacchiega, con due persone e con tante persone che ci lavorano, è un festival che crea un indotto enorme per le attività commerciali di questa città. Lo pensiamo sempre come qualcosa di culturale, ma c'è anche qualcosa che lavora sul tessuto economico-sociale della città. Ed è stata lì la decisione, visto che è nato all'interno, nel tessuto del centro storico di Rovigo ed è fatto in stretta collaborazione con tutte le attività del centro storico, con il nuovo decreto avremmo dovuto chiudere completamente il centro storico e permettere alle persone di entrare solo se venivano al festival e poi di stare sedute, non avrebbero potuto comprare un vestito, non sarebbero potute andare al bar, quindi è stata una decisione etica. Sì, L'altra soluzione era quella di prenderlo e portarlo in periferia, ma allora non è più Rovigo Racconta e quindi sì, si poteva fare, sì, non hai voluto snaturarlo. in un altro modo, Mm. ma non era quello che avevamo in mente e non sarebbe stato bello. Ecco, io quando faccio qualcosa, poi magari lascio il giudizio agli altri, ma cerco di fare qualcosa che per me sia bello e che possa essere utile agli altri. Se poi penso che non lo sia più, non ci trovo più il senso, nonostante sia stato e sia anche oggi, mentre parlo qui con te, molto doloroso il pensiero di averlo chiuso. Hai detto infatti che la città non merita un festival castrato, lo hai scritto nella lettera aperta che hai mandato alla città e a tutti gli appassionati di Rovigo Racconta. Cosa merita Rovigo? Ma Rovigo merita di puntare in alto. Io sono sempre molto critico verso la religione dell'abbiamo sempre fatto così. Bisognerebbe lanciare il cuore oltre l'ostacolo e dirci, ognuno di noi, ognuno, sia per chi fa eventi che nella vita e soprattutto noi che abitiamo a Rovigo, siamo una piccola comunità così bella, abbiamo sempre fatto così, ok, mettiamolo da parte, cosa possiamo fare di più domani? Rovigo ha bisogno di chiederselo. In questi anni sono nate tantissime cose belle. Io spero che ne nascano sempre di più, perché siamo usciti dalla pandemia e abbiamo imparato che la città di periferia, come è Rovigo, in realtà ha offerto molto di più come possibilità di respirare in un momento così difficile che una grande città. Sì. Adesso questa sensazione teniamocela dentro anche quando finirà tutto. Senti, la settimana scorsa, quando hai dato la notizia, insomma, che è stata accolta con dolore, immagino, da tantissime persone, cosa è successo? È successo qualcosa di È particolare? successo, ma non mi aspettavo di ricevere tante telefonate, ma non solo dai dintorni, no?
da Rovigo, ma mi hanno chiamato tantissimi giornalisti, tantissimi scrittori, editori. C'era veramente un dolore. Io ho percepito che il fatto che chiudesse questo festival ha creato una ferita in un mondo che è quello culturale, editoriale, che era già aperta, cioè si è aggiunto un altro tassello. Infatti la mia speranza è che gli altri organizzatori di festival in Italia o anche chi sta organizzando dei festival a Rovigo o delle manifestazioni ce la faccia, Mm. perché non spero che facciano la sorte, che seguano la sorte di Rovigo Racconta, perché è doloroso, no? Quindi mentre nel 2020 le norme penalizzavano le realtà più piccole perché bisognava mettere in piedi tante norme di sicurezza che avevano un costo. Sì. Quest'anno invece chi è un po' più piccolo ha più possibilità di farsi perché può farlo nelle ville, nei giardini, può circoscrivere un evento e io spero di vedere tanti piccoli eventi a cui per un anno parteciperò senza essere impegnato in Rovigo Racconta come spettatore. O come ospite. Dai. Allora, sei uno scrittore di successo. Si può vivere facendo lo scrittore? Allora, dipende cosa intendiamo. In Italia le persone che vivono solo scrivendo i loro libri sono circa una decina. Si può vivere facendo lo scrittore se il mondo dei libri si allarga oltre al libro. Io credo di aver cambiato la mia vita. Prima di pubblicare Lontano da ogni cosa lavoravo in un'azienda, ho sempre avuto una grande passione e non solo passione, proprio il mio percorso di vita sul marketing, sulla comunicazione, facevo quello, continuo a farlo in altre forme, ma quando poi pubblichi un libro puoi comunque lavorare nel mondo della cultura, no? Sì. Io ad esempio ho una scuola di scrittura, faccio altre cose sempre all'interno del mondo della cultura, quindi sì, è possibile. Ed è bello anche, come dire, differenziare quello che si fa. Immaginiamoci uno scrittore che scrive e basta, dove poi va a raccogliere quello che scrive? Devi aspettare la vendita dei libri. No, no, dove va a raccogliere non la parte economica, ma dove va a raccogliere poi l'humus per poter Ok, scrivere i sì. libri. Ci sono L'argomento, dove raccoglie il tema, dove grandi raccoglie scrittori come la sua Stephen ispirazione. King e Murakami, ad esempio, si chiudono in casa e non vedono nessuno, ma loro sono appunto grandi Mm. scrittori. Io sono un mediano, come direbbe Ligabue, cioè cerco di giocare la partita della mia vita, ma ehm, non sono chiaramente come migliaia di altri colleghi sparsi per il mondo, non sono come quei due o tre geni che possono trarre dalla vita magari vivendo molto poco. Ok, quindi adesso che cosa farai? Visto che forse ti verrà a mancare l'humus di Rovigo Racconta, ne avrai degli altri? Ma guarda, adesso farò cose un po' meno visibili di Rovigo Racconta, però per me sono importantissime. Continuerò a seguire i miei corsisti alla scuola Palomar, ma soprattutto mi ritrovo davanti 2 mesi in cui di solito c'era il festival. Il festival è totalizzante, per almeno metà dell'anno significa lavorare fino a sera, anche i weekend, raschiare la vita privata. Quindi mi sono detto, oltre alle altre cose che faccio, dopo tanti anni, credo dopo 10 anni, posso scrivere un libro dedicandogli 3, 4, 5 ore al giorno. È un regalo che la vita mi sta facendo. Da un dolore nasce sempre un'opportunità. Sì. Quando viviamo un dolore possiamo o rimanere fermi, perché siamo accecati da quel dolore, o dire uso quel tempo o quell'occasione per fare dell'altro. Quindi finalmente scriverò il prossimo libro con estrema serenità. Hai pubblicato 5 romanzi. Come sono i tuoi romanzi? Che intenzione hai quando li cominci e che intenzioni hai quando li finisci? In realtà quando comincio un romanzo è perché giro attorno a un'idea. Quindi non ho delle intenzioni, non voglio lanciare particolari messaggi. Ciò che mi interessa è raccontare delle storie. A volte mi arrivano delle storie, cioè sento, leggo delle storie che poi diventano qualcos'altro e diventano un libro. A volte sono
io molto curioso per un periodo di tempo su un determinato tema, che poi però, perché il mio cervello è fatto così, facendo appunto libri, non scrivo dei saggi, ma tutte queste idee o riflessioni diventano persone che fanno cose, no? Mm. Un romanzo alla fine non è altro che una persona che si trova in un punto particolare della propria vita e si trova di fronte ad una sfida. Se posso riassumerlo in poche parole, un romanzo, tutti i romanzi sono questi. Così, lo è stata pure l'Odissea, È vero, sei che è un fondatore e romanzo. direttore della scuola Palomar, Mm. che si può definire la tua scuola un vivaio di talenti che ogni anno sforna scrittori di successo. Ma la scuola Palomar è nata quasi contestualmente a Rovigo Racconta, cioè contestualmente a quando sono Sì. tornato a vivere qua da Milano. Io a Milano facevo il talent scout per una grossa agenzia letteraria, avevamo creato una piccola, piccola grande factory di nuovi talenti, da cui per esempio è uscita Simona Sparaco, che poi era arrivata subito finalista al premio Strega, e svariati altri scrittori. Quando sono tornato qua ho pensato con questa agenzia, a questa folle idea di aprire una scuola di scrittura a Rovigo, pensando che non sarebbe venuto nessuno, e infatti da Rovigo non viene nessuno, però vengono dal resto d'Italia. È una cosa molto bella. Ci sono 18 studenti ogni anno, Mm. e per dire uno dei libri più importanti delle scorse stagioni letterarie è stata Emanuela Canepa, che ha vinto il premio Calvino ed è uscita da qua. L'anno prossimo per esempio uscirà il lancio di Garzanti, sarà un ragazzo che si chiama Enrico Losso, che ha vinto il premio Io Scrittore, che insieme al premio Calvino è per esordienti il più grande premio letterario italiano, l'ha vinto con un romanzo fatto alla scuola. E adesso, ecco, tra un mese uscirà in libreria una signora che si chiama Maria Zamolo, non so quanti anni abbia, però non ne ha pochi. Se mi sentirà, no, se mi sentirà, sarò felice, perché saprà che mi sto ricordando di lei. Lei è venuta qualche anno fa, è venuta perché il marito era morto. Voleva Mm. solo ricordare il marito, ma lei e suo marito hanno fatto una vita roccambolesca, cioè sono stati in Africa dagli anni 80 in poi. Quindi hanno visto guerre, erano medici, insomma una cosa molto importante. Lei è venuta qui solo per ricordare il marito, ha scritto questo romanzo, non aveva mai scritto niente, il romanzo è straordinario, l'ha preso Rizzoli ed esce tra un mese e racconta tutta la vita tra l'Africa e l'Italia di persone straordinarie, ci svela dietro le quinte. La cosa che mi stringe il cuore è che spesso vengono persone a dirmi: ma io sono troppo vecchio per scrivere un libro, no? Mm. Invece un libro non ha un'età. E il libro di Maria Zamolo è tratto da, vi dico il titolo, da un detto burundi che dice: il piccolo re di ogni uomo è il suo cuore. Questo, ecco, non è solo una scuola o qualcosa che fa pubblicare per editori importanti, perché lo dico sempre ai miei corsisti: non dovete venire qua per usarci da ponte, dovete venire qua per imparare come si scrive un libro. Certo, che cosa Eh, insegni tu a loro? io insegno come si costruisce una storia. Mm. Penso che la scrittura non si possa insegnare. Si può migliorare come scrive una persona, ma ciò che sbaglia, che non sa fare, che non sa portare a termine chi scrive un libro, è proprio come si costruisce una storia, come si Certo, mette in ordine una storia. E noi facciamo questo, che poi è storytelling. sì. Insegniamo a mettere in fila, no, tutto quello che una persona ha dentro quando scrive un libro, che sono tantissime cose, a metterlo in ordine e poi lo seguiamo. E ovviamente non costruendo romanzi a tavolino, non so nemmeno cosa voglia dire, ma rimanendo comunque vicini a quello che vogliono fare le persone. Poi, certo, qualcuno finisce in Un libreria effetto catartico. e qualcuno non finisce in libreria, come una Mm. cosa normale. Senti, tutti usiamo i social e abbiamo ben compreso che necessitano una resa specifica nella scrittura dal momento che devono attirare l'attenzione e farsi leggere. Io volevo chiederti a te che sei esperto di scrittura, che conosci queste tecniche per attirare l'attenzione, per fare in modo che la gente rimanga incollata sui testi per proseguire la lettura, se hai scoperto nei post dei social qualcosa di nuovo, qualcosa che non conoscevi per tenere salda l'attenzione a ciò che è scritto, oppure se il segreto è sempre quello. Ma io devo dire una cosa, uso i social sempre meno,
parlo di Instagram, Facebook, TikTok non lo uso. Io credo che lo scrivere bene, poi non esiste la scrittura, esistono diversi tipi di scrittura. Se uno scrittore scrive un post e qualcuno lo segue, è chiaro che può scrivere anche molto, no? Sì, molte righe. Ampiamente, perché comunque ha un pubblico. Se invece un brand scrive un post deve essere molto più breve, ecco. La cosa che ultimamente mi colpisce è che insomma, tutti i social sono mediati, cioè si pensa a cosa mettere prima di metterlo, quindi non c'è una spontaneità, un'immediatezza. E io ultimamente sto usando moltissimo, parlando di libri, di scrittura, di letteratura, non solo io, Clubhouse. Clubhouse è questo nuovo social, questa radio condivisa che per ora è un social audio, può usare solo chi ha l'iPhone, ma dalla fine di maggio potranno usarlo tutti quanti, Sì, quindi io invito a non scaricarlo lo perché conosco, è lo guarderò. meraviglioso. È una radio condivisa, è verticale, tu tratti un argomento e chi vuole ascolta e chi vuole sale, può parlare con te, dare altre idee. E ciò che ci si gioca è anche quello che stiamo facendo qui oggi, cioè la diretta. Non hai possibilità di pensare e registrare o fare una foto ed elaborarla, è la diretta, è la tua voce, è ciò che tu sei in quel momento. Clubhouse non so se resisterà, però lo trovo veramente un social che fa, oltre ad essere verticale, cioè ad approfondire argomenti, toglie quella cosa che ci rende davvero schiavi oggi, che è l'immagine. Quindi i contenuti sono sempre la cosa numero uno e soprattutto se sono diretti, se sono quelli del cuore, se sono quelli di quel momento, mi stai dicendo Sì, sì, sostanzialmente. sì, io sono assolutamente convinto di questo. La sincerità arriva, non arriva nelle cose che sono mediate, che sono lavorate, arriva nell'istante. Ecco che abbiamo una lezione dal maestro di scrittura, Signorini. Ma Mattia, noi ti ringraziamo di essere stato qui, ti auguriamo di scrivere un romanzo fantastico, ce lo aspettiamo e spero anche che tu venga a presentarlo qua appena è pronto. Ci posso contare? Certo, la Chiaro. firmiamo qui. E Contratto con Rovigo oggi. chiaro. Senti, grazie per tutto quello che fai per Rovigo. Aspettiamo Rovigo Racconta del 2022 e saremo in tanti ad aspettarlo e intanto cercheremo di viverci quest'estate sopravvivendo senza Rovigo Racconta, ma tenendolo bene a mente. E grazie a voi. Grazie ancora Mattia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, potete rivedere questa puntata dal canale YouTube di rovigooggi.it e potete cliccare tac, sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle future dirette. Buona giornata a tutti, arrivederci.